Signori, buongiorno. Come promesso, vi porto la partita su Crusader Kings 2. Iniziamo una partita personalizzata, nuova partita. Allora, io ragazzi, a me personalmente piace partire dall'Alto Medioevo e farmi tutta la scalata, ok? Se ci arrivo, perché non è detto che io ci arrivi, ovviamente gioco in Iron Man. A questo giro voglio cambiare le carte in tavola e voglio partire dal basso medioevo, perciò sarà una partita estremamente corta, e può essere anche che duri 2 episodi, ragazzi, perché ci sarà l'evento poi della peste che mi falcerà la famiglia, quindi non è detto che io riesca poi a sopravvivere, a portare del... come si dice, a portare poi a superare l'evento della peste nera. Qua la peste è molto punitiva, quindi vabbè, insomma, vedremo. Allora, iniziamo con il basso medioevo nel 1337 d.C. Ci leggiamo un attimo l'introduzione. L'Europa nel basso medioevo era un posto assai diverso rispetto a qualche secolo prima. La Spagna era stata conquistata dai regni cristiani. I sovrani musulmani mantenevano un debole controllo solo a sud della penisola. Il Sacro Romano Impero dominava l'Europa centrale a fianco di una forte Ungheria. Mentre in Francia e in Inghilterra i conflitti dinastici risalenti alla conquista normanna stavano avviandosi a guerre lunghe e sanguinose. L'Orda d'Oro e il Khanato dominavano la steppa e la Persia, costringendo ogni sovrano d'Europa centrale e dell'India a fare attenzione ai mongoli. La dinastia Tuluk controllava un enorme impero in India, mentre in Nord Africa era invaso tra varie dinastie arabe. La dominazione turca in Medio Oriente sembrava aver arginato le conquiste mongole, ma in Anatolia una nuova dinastia, conosciuta come gli Ottomani, stava per nascere. E io, ragazzi, non ho mai giocato, se non un paio di sere fa, la parte araba, ma non ho fatto un gameplay, è stato solo vediamo come funziona. Voglio proprio portare gli ottomani. Io ho parlato di arabi e adesso dico ottomani, va bene, però l'origine è quella. Voglio portare Oran l'ottomano. Leggiamoci un attimo il disclaim. Il figlio di Osman I, il fondatore della dinastia ottomana, che da lui prese il nome, Horan cedette al padre dopo la sua morte. Inizialmente propose al fratello, Aleddin, di governare insieme, ma quest'ultimo rifiutò, preferendo invece servire come visir di Horan fino alla sua morte, avvenuta nel 1332. Sotto Horan, gli ottomani si espansero notevolmente nel nord-ovest dell'Anatolia, a spese dell'impero bizantino, che era coinvolto in una serie di guerre civili. Quindi, ragazzi, per me assolutamente va giocato Horan l'ottomano. Io lo trovo veramente molto stimolante, è una nazione che punta ad essere, avere un bello sprint e sarà una mini campagna visto che partiamo nel 1337. Una cosa che voglio farvi vedere, se non l'avete mai giocato, è che noi potendo cliccare su partita personalizzata possiamo giocare tutte le fazioni che vedete sulla mappa qua. Semplicemente cliccando, io voglio fare questo qua, Gesira. Ecco qua il capo il capo Gennatios di Gesira, probabilmente viene da Napoli. E per dirne una, cioè posso veramente, non sono obbligato a iniziare il gioco con solo quelli che avete visto a schermo, ma veramente da ognuno di essi. Quindi questo, ragazzi, è veramente una roba che mi ha sempre fatto andare in visibilio. Ora ho cliccato su indietro, vediamo quanto tempo ci impiega. Ok, quindi facciamo nuova partita, partiamo dal basso medioevo, scelgo il nostro Horan l'ottomano, che è già presente in uno dei disclaim, cioè in questo disclaim qua, come uno dei protagonisti principali di questo periodo, e iniziamo la partita. Benvenuti, ragazzi. Giochiamo ovviamente Iron Man e ci sono, guardate quanti parametri, ragazzi. Allora, io onestamente non ho lo sbatta di star qui a leggermene ognuno per ognuno, perché bene o male ho attivato tutto. Sono i parametri che utilizzo di solito, non credo ci siano stati ci sia stata grande modifica. Se volete poi ve li posso mostrare, cioè ve li posso far vedere. Comunque li ho fatti scorrere al massimo.
guardatevi il video a velocità rallentata se volete essere più curiosi, e io andrei subito a iniziare la partita. Lo chiamiamo la partita Ottomani Reload. Iniziamo. E voilà ragazzi, benvenuto in Crusader Kings 2. Qua vi spiega fondamentalmente, ci dà le caratteristiche della nostra nazione, ma vabbè, non mi interessano, andiamo direttamente avanti. Magari queste, ecco, scusate, quelle di prima erano più che altro delle regole generali. Queste sono quelle specifiche della nostra nazione. Andiamo a vederle. Allora, gli effetti della cultura turca. I sovrani possono assaltare i loro vicini infedeli per compiere dei saccheggi. Inoltre, il sistema araba Acquita è simile al sistema feudale. I sovrani fanno affidamento sulle terre che detiene i vassalli, di lealtà e di ambizioni diverse. Il numero massimo di vassalli e il numero di proprietà che può possedere direttamente sono controllati dalla legge di centralizzazione. Tuttavia, c'è una sola forma di successione disponibile, il caotico tipo aperto, di cui il figlio con la maggior parte della terra eredita. Se ti dovessi convertire in una religione scusate, qua la traduzione non è stata fatta bene. Se ti dovessi convertire in una religione, la tua forma di governo cambierà. Quindi possiamo detenere possedimenti di castello, tempio, forte, ospedale senza nessuna penalità. Possiamo tenere i possedimenti di tribale senza penalità nelle contee che hanno la stessa cultura, la mia stessa cultura. Puoi costruire possedimenti di castello, città, tempio, forte, ospedale. Le dinastie Ictua possono diventare decadenti se la religione lo permette. Le modifiche alla legge costano della pietà e il consiglio viene abolito. I matrimoni matrilineari non sono permessi. Posso revocare i titoli ai vassalli tribali appartenenti a un'altra religione senza causare obiezione da parte di altri vassalli. Posso revocare i titoli dei vassalli di Granducato senza causare obiezioni da parte di altri vassalli. Nessuna legge di successione di genere. Altri vassalli non si opporranno al rifiuto di un vassallo. Puoi muovere la capitale nel corso della sua vita ogni 600 mesi. I vassalli tribali non sono inclusi nel calcolo limite dei vassalli. Non puoi concedere i regni e gli imperi a dei personaggi con un sistema di governo di un altro gruppo. L'Islam sunnita è di gran lunga la forma più diffusa di questa religione. È la più ortodossa dei due principali rami dell'Islam, ma l'origine dello scisma sunnita e sciita fu in gran parte di natura politica. I sunniti accettarono il primo califfo, Abu Bakr, mentre gli sciiti lo respinsero in favore di Ali. I musulmani sunniti seguono alla lettera la Sunnah, le parole e le azioni di Maometto, raccolte negli Hadith che costruiscono la base della giurisprudenza sunnita. Il capo formale dell'Islam sunnita è il califfo. Quindi, il califfo può chiamare la jihad, i preti titolari dei templi possono ereditare i titoli, i preti possono sposarsi, le dinastie sunnite possono diventare decadenti, la popolazione di altri gruppi religiosi paga le tasse infedeli. Sì, paga le tasse infedeli, va bene. Praticamente gli infedeli, cioè quelli che non sono della nostra religione, sono tollerati ma devono pagare una tassa. I matrimoni matrilineari non sono permessi. Gli uomini di origine sunnita possono avere fino a 4 mogli, a meno che non ci siano ovviamente le concubine, allora molti di più. I titoli di Abbasside Emirato è detenuto da un sovrano terreno e può essere distrutto o creato normalmente. Ok ragazzi, allora abbiamo fatto questa introduzione proprio per farvi capire quali sono le differenze, cioè quali sono le caratteristiche giocando la parte ottomana. Bando alle ciance e iniziamo a giocare. Allora, dobbiamo vedere, questa sarà un po' un gameplay di introduzione, ve lo pippate tutto ragazzi. Le caratteristiche, questo è il nostro sovrano che si chiama Horan. Ok, ha ovviamente un'ambizione e un obiettivo. L'ambizione qual è? Ci dà le diverse possibilità. Possiamo creare una camera del tesoro, farsi un amico, diventare il re più glorioso fra gli uomini, vedere il regno prosperare e costruire un forze di guerra. Allora, io voglio giocarlo, ovviamente questo gioco lo gioco come io di solito li gioco, quindi di ruolo, ok ragazzi? Quindi cercherò di attenermi, ovviamente con la mira espansionistica, ma cercherò
di attenermi a quello che è il personaggio che sto giocando. Ovviamente io da personaggio principale posso influenzare i personaggi sotto di me, i miei figli, quelli che diventeranno dei sovrani, e perciò ovviamente cercherò di impostare il gioco in base a quello che io voglio fare, ma di base seguirò le caratteristiche dei sovrani che andrò a giocare. Partiamo ovviamente dall'unico che non possiamo modificare, o perlomeno possiamo modificarlo ma parzialmente, quello del sultano, appunto, Horan. Abbiamo visto che ha queste caratteristiche: è un tattico astuto, quindi avrà sicuramente dal punto di vista della guerra un buon punteggio, infatti ha 16 come punti totali per anzi scusate, competenza militare di stato 29, mentre invece competenza militare sua è 16, quindi un buon guerriero, è onesto, diligente, crudele e paziente. Quindi queste sono le caratteristiche principali. Il suo erede, che è l'altro secondo nostro personaggio importantissimo, è il figlio Suleiman di Ottomano il Sultanato. Ragazzi, la traduzione è un po' quella che è. Ha tantissimi titoli, quindi ovviamente diventerà lui poi l'erede. Vediamo che ha diverse caratteristiche. È un chierico disciplinato, quindi molto bene la diplomazia. È onesto, gentile, ambizioso e coraggioso. Il nostro padre, quindi il nostro personaggio, scusate, ha 56 anni, quindi è a fine vita. Se vogliamo fare delle conquiste, ragazzi, pronti partenza, via. Dobbiamo partire subito, subito, subito. Oltre al primo figlio, al primogenito, abbiamo poi diversi altri figli, che sono la principessa Khadija, che ha queste caratteristiche, sono abbastanza buone. Un accumula tesori, diligente, moderata, ha questa caratteristica un po' negativa che è arbitrario, quindi è un po', diciamo, non è molto onesta come persona, e qui invece ha anche la componente onesta. Forse che arbitrario non è proprio in realtà il contrario di onesta. Arbitrario significa che non è molto, come si potrebbe dire, obiettiva, ecco, non è molto obiettiva, esatto. Poi sempre lui ha un'altra sorella, cioè il nostro padre ha un'altra figlia che è spendacciona, male, gentile, coraggiosa, superba e fanatica religiosa. Quindi anche questo è un personaggio interessante. Non è sposata neanche essa, quindi la possiamo utilizzare come merce di scambio, mettiamola così. Poi abbiamo il principe sultan ottomano, anche lui, e ancora un bambino, quindi ha tutte le caratteristiche che possiamo modificare, e andiamo subito a farlo. Allora, io voglio... Allora, se il primo figlio, che probabilmente tra l'altro è molto giovane, 21 anni, sarà lui l'erede, io non voglio che i suoi fratelli sotto siano dei fratelli particolarmente improntati sulla guerra, perché può essere che scoppi una rivoluzione civile. In questo caso io posso andare a modificare delle caratteristiche di mio figlio, e perciò andrò sulla parte di educazione. Preferisco avere un fratello diplomatico piuttosto che un fratello, vedete, con la passione per l'intrigo o la guerra o altri tipi di passioni dannose. Quindi andrò sulla diplomatica e gli diamo questo obiettivo qua. Inoltre posso anche farli studiare e farli condizionare. Io il secondogenito lo farei... Allora, lo farei condizionare dal primogenito. Vediamo se c'è la possibilità di farlo. Allora, lui si chiama Suleiman. Eccolo qua. In modo tale che i due leghino fra di loro. Quindi il primogenito e il secondogenito maschi leghino fra di loro. Questo è un altro figlio e funziona allo stesso modo. Allora lui è forte nel marziale, il suo punto forte nel marziale. Ma ragazzi, guardate, erudizione di stato ha un 6, quindi lui lo facciamo più erudito. Lo possiamo fare eredità culturale o fede. Andiamo su eredità culturale, così dovrebbe essere un po' più tranquillo come personaggio. Anche lui, guardate, lui ha una passione per l'intrigo. Aia.
Andiamo però a evolvere invece la parte economica, che è tanto forte anche in lui. Parsimonia o dovere. Quindi parsimonia ci dà curioso, esigente. Il dovere invece ci dà scrupoloso. No, andiamo su dovere. E a questo punto io direi che il fratello si pippa tutti a questo punto. Cioè si tiene come tutoraggio tutti i figli. Tutti i fratelli, scusate. Adesso andiamo a cercarlo. Eccolo qua. Uno. Assegniamo un altro tutore. Ah, qua non me lo fa più fare. Quindi probabilmente ho raggiunto tipo il massimo di... No, aspettate un attimo, vediamo se c'è stato un misclick. Vediamo. No, non me lo fa più fare. Allora, c'è la sorella che ha un 13. Allora, sì, lo potrei fare ancora dalla sorella, però vorrei fare la principessa. No, ma la sorella no, ragazzi, perché poi dopo le darò via. Cioè, no. Allora, facciamo... Poi si creerebbero due fazioni interne, non lo so, non mi fa impazzire. Facciamo qualcuno... Allora, lui va forte, mi hanno detto, nella parte economica, sì. Quindi facciamo qualcuno che gli può pompare... vabbè, raga, la sorella qua per effettivamente c'ha un 15. Pigro, ingiusto, disonesto. No, troppe caratteristiche negative. Andiamo sulla sorella che ha delle buone caratteristiche positive. Allora, ok, questa è la nostra famiglia. Ci siamo. Dobbiamo trovare assolutamente delle spose, sia per il figlio sia per le due figlie. Assolutamente. Abbiamo un vincolo matrimoniale con mio cugino, che è il... no, non c'ha niente. Non ha proprietà terriere, no. C'è la mia figlia, ok, perché la primogenita, perfetto, è già sposata. Ok. Con lui, va bene. Che però, va bene, è nostro cugino, ma non ha particolarmente roba. Va bene, ok. Poi vassalli, ne ho un casino, mi amano tutti, bene o male, quindi non mi interessa. Ho un dominio troppo grande, questo ci darà dei malus abbastanza importanti, ma ho un numero di vassalli piccolo, nonostante io abbia qui tanti vassalli, e questo non l'ho ben capito, ma penso sia dovuto al discorso tribale barra vassalli non tribali, quindi da quello che ho capito, perché anch'io è la prima volta che gioco questa fazione. Ho due patti, uno di non aggressione con il figlio Suleiman e con mia moglie. Mia moglie dovrebbe aggredirmi, non so. Mamma mia, mia moglie brutta, ragazzi. È pigra, socievole, che è un buon tratto, iraconda e ambiziosa, e anche spendacciona. Quindi, ragazzi, proprio la classica moglie, proprio questa, che si dipinge nell'immaginario collettivo, di una moglie che ci fa spendere, è viziata e ci fa spendere. Va bene, ok. Va bene. Comunque ha un marziale molto alto la moglie, devo dire che non è male. Fortunatamente l'intrigo non è alto, quindi buono per noi. Allora, qual è la mia ambizione? La mia ambizione è quella di espandere un po' il regno ottomano, ovviamente a discapito di chi dei bizantini, ragazzi, e di tutte le figure che sono nel centro Anatolia, prima che questi diventino grandi e ci facciano il culetto a noi. Allora, guardiamo le truppe. Le truppe, ragazzi, ho 14.000 truppe che sono ai miei comandi. Quindi questo assolutamente molto utile, va sfruttato assolutamente. La tecnologia è molto avanti, ovviamente, perché siamo scelto una data molto in là. La successione, ok, ce l'abbiamo. Il regno ha queste impostazioni qui. Ve le lascio vedere, comunque sono quelle di base. Le obbligazioni sono quelle di base, quindi sempre centrali. Cosa c'è da fare? Vediamo i titoli minori. Allora, non abbiamo nessun reggente e abbiamo dei comandanti già preimpostati che non sono proprio il massimo. Tipo questo magari è da togliere, però lo faremo successivamente. Allora, dobbiamo prima di tutto trovare un medico di corte, perché io ho una certa età e ne richiedo. Quindi trovo un medico di corte. Allora, potrei farlo
in questo caso, se volessi giocare proprio fatto bene, andare a prendere il medico di corte, andandomela a selezionare proprio tra i vari medici che ci sono presenti in tutto il globo che io posso raggiungere. Non lo voglio fare, voglio seguire invece il gioco di ruolo. Cioè io mando il mio visire e dico: Ciccio, trovami un medico, e lui mi trova un medico. Poi io quello che becco posso decidere se tenerlo o non tenerlo, però quello è. Non vado a cercarmelo io nello specifico, perché sarebbe, per me, sarebbe anti di ruolo. Io sono il sultano, non è che vado a cercarmi il medico, ok? È qualcuno che lo cerca per me. E ovviamente questo medico sarà bravo o meno bravo in base a chi me lo va a cercare. All'evento di ogni volta, di volta in volta cambierà, quindi assolutamente sì. Poi posso fare diverse azioni, posso andare alla Mecca, che ci starebbe, però 83 d'oro, insomma. Se voglio fare guerra, andare alla Mecca non è il massimo. Posso promuovere un comandante, vabbè, insomma, posso fare diverse azioni. Posso fare diverse azioni. Non sono queste che voglio fare. Cioè, non sono azioni che voglio fare, io voglio fare guerra. Sono agli sgoccioli, non voglio entrare in nessuna società. Qua ci sono tutte le società, non mi interessano per ora. C'è la società degli ermetici, gli assassini, gli adepti di Lucifero, ma io sono troppo anziano per entrare adesso in una società. Io voglio fare le ultime conquiste e vedere il mio regno prosperare. A proposito, quale sarà il mio obiettivo quindi di breve durata? Allora, potrei diventare, ci potrebbe fare il più glorioso fra gli uomini, però è veramente tosta, è veramente difficile. Potrei vedere il mio regno prosperare, sì, però questo non ci farà attaccare per 5 anni, quindi mi piacerebbe costruire un forziere di guerra, ma se io attacco subito, ragazzi, i ducati volano una volta che io recluto l'esercito, quindi questi due qua sono assolutamente a togliere. Rimane creare un tesoro, che però mi richiede soldi, farmi un amico, che ci potrebbe stare, o diventare il più glorioso fra gli uomini. Allora, diventare più glorioso fra gli uomini, ragazzi, è praticamente impossibile a 56 anni, ok? Con la situazione di partenza, quindi assolutamente andiamo sul farsi un amico. Quindi, se l'obiettivo è farmi un amico, dovrei andare su Baldoria, perché mi dà maggiore diplomazia. Però, ragazzi, il nostro obiettivo, io sono una persona con un'impronta marziale buona, non sono una persona socievole particolarmente, abbastanza ma non troppo, ma io voglio fare guerra e temo però per la mia salute. La caccia, secondo me, è un buon mix per trovare un amico, perché posso portare la gente a cacciare con me, mi dà +1 di salute, quindi sono anziano, ci sta, però mi dà anche la competenza militare, quindi non è un guerrafondaio pesante, non andrà sulla parte più di Baldoria, ma andrà più sulla caccia, e secondo me questo è un ottimo compromesso. Perciò il mio obiettivo di caccia è quello scusate, il mio obiettivo è quello di andare a caccia. Ok, poi questo può essere cambiato, vabbè, insomma, se non conoscete il gioco lo imparerete a conoscere, perlomeno con me, se mi seguirete, se avete la voglia di seguirmi. E ora sono 23 minuti che parlo. Va bene, io direi che ci fermiamo qua, così è una roba abbastanza easy. L'unica cosa che dobbiamo fare è impostare. Noi abbiamo come capitale Burxa. Andiamo a impostarla come obiettivo della corona. Quindi tutti gli eventi che ci saranno nel mio territorio saranno su Burxa. Mi dice, va bene, condominio troppo vasto, che ho rivendicazioni sui ducati. Ok. Io, ragazzi, posso dichiarare guerra, pronti via, perché ho già un claim su Tuca. Scusate, ma non so parlare. Tutaia. Ok, su Tutaia. Allora, vediamo. Conquista il titolo di Tutaia. Allora, ragazzi, qui potrei attaccare, ma mi dice che perdo 2 di fede, di pietà, scusate, al mese, perché è un fratello musulmano che vado ad attaccare. Inoltre, per attaccare un fratello della mia stessa fede devo avere 50 di pietà. Io non ce le ho. Quindi quando avevo iniziato il gioco nella scorsa partita di prova, pronti via, un cacchio.
Però mi sono accorto che questa provincia che è mia è controllata, la città, invece da questa fazione. Allora la prima cosa che avevo fatto era stata proprio quella di dichiarare guerra loro. Per la città di Pompeiopoli. Quindi andiamo sul regnante di questa città, gli dichiariamo guerra per prendere Pompeiopoli. Che però io adesso in questo momento non vedo il claim, come mai? Ah, perché Pompeiopoli fa parte dei possedimenti di Castamon, vediamo. Esatto, perché la provincia fa riferimento al castello, che è quello di Castamon. E infatti posso farlo senza obiezione, quindi dichiariamo guerra assolutamente, subito pronti via per i possedimenti di Castamon. Dichiariamo guerra, intanto non abbiamo ancora, non sta andando il tempo, siamo ancora fermi proprio all'anno di partenza, al giorno di partenza, che è il 1° gennaio del 1337, come potete vedere qua. E con questa prima azione andiamo poi a sollevare il nostro mega esercito, ma lo vedremo nella prossima puntata. Ragazzi, questo è stato l'attacco per questi territori, è stato il primo sassolino che porterà poi a diciamo il primo granello di neve che cade dalla montagna e che porterà poi all'origine, al formarsi di una valanga enorme che arriverà a valle. Questo, ragazzi, è Crusader Kings 2, un gioco di ruolo storico, e noi facciamo la parte degli ottomani. Spero di aver spiegato abbastanza bene la situazione di partenza qui abbiamo. Se siete ancora collegati, benvenuti in questo viaggio alla scoperta degli ottomani. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Carichi.